Ecco, dimmi un mito venuto dopo il 2000. Prego? Dimmi una cosa mitica successa dopo il 2000. Qualcosa nella comunicazione, nell'arte, nello spettacolo che abbia un posto in un bagaglio culturale collettivo. Escludi i Troni di Spade, i Breaking Bad e la roba da piattaforme. Il mito, per essere mito, deve essere pop e quindi generalista. Stai meglio di me. Dimmi una cosa mitica, una cosa, un marchio, un brand che ha fatto la storia. A parte Avatar, ecco, a parte Avatar, fai. Oh. Ma non so, gli eroi della Marvel? L'Uomo Ragno, Hulk e Thor sono del 62, Capitan America è del 41 e Guardiani della Galassia sono del 69. Se vuoi vado avanti, anche oltre Marvel, non so, Superman è del 38, Batman è del 39. 007. 1953, eviterei di citare Godzilla, Dracula, la mummia, altri mostri. Harry Potter, 1997. Il Signore degli Anelli, Rocky, Rambo, il pianeta delle scimmie. Beh sì, in effetti quelli sono tutti vecchi. Direi di lasciar perdere Star Wars o Jurassic Park, ma anche i Simpson, Garfield, il Gladiatore, Alien, i Puffi, persino un piccolo film degli anni '80 come Beetlejuice, per non parlare del Re Leone, Cenerentola, Pinocchio in tutte le salse, o anche quei film che andavano direttamente in VHS come Lilo e Stitch nel 2025 sono oro. E in TV, pensi che davvero se domani qualcuno lanciasse il format di Forum potrebbe andare avanti per 40 anni? Non so, vogliamo parlare della musica? Trovi un Battisti, un Dalla, un Baglioni, qualcuno che possa sostituire l'inno d'Italia e a livello internazionale? Chi c'è al posto dei Queen o dei Rolling Stones? Non dirmi Coldplay 97? Ma perché ti accanici tanto? Cosa vuol dire? E poi perché questo spartiacque nel 2000? Perché nel 2000 è arrivata la DSL e ha ucciso la distanza, la ricerca, l'attesa, la delusione. Il mito, per essere tale, ha bisogno di non essere a disposizione, di non essere rintracciato, di non essere reperibile. Pensi che Sean Connery sarebbe stato credibile come agente dei servizi segreti se tu avessi visto una storia su Instagram mentre sta sul cesso e fa la pubblicità di uno spazzolino da denti? No, ovviamente no. Il mito è finito nel momento in cui abbiamo voluto trovare tutto con un click. Siamo pieni di roba che non ci serve a niente. Abbiamo ucciso il mito, abbiamo ucciso il sociale e ci sono rimasti solo i social.